di argomenti. Su quello che invece chiedeva lei, allora c'è un elemento, nel senso che ho letto anch'io stamattina tutti molto festanti per l'accordo, e per carità è un accordo storico per molti versi, nel senso che così tanti soldi tutti insieme non li avevamo visti mai. Dopodiché c'è un punto cruciale che stava anche dentro la domanda che lei poneva, ed è quando arrivano, nel senso che abbiamo letto che nella bozza, per esempio, dovrebbero andare a pagare addirittura quanto, diciamo così, già fatto dal 20 febbraio in poi, cioè potrebbero essere addirittura retroattivi. Attenzione, perché in questo caso temo che andranno a colmare potenziali buchi del tipo, visto che per il decreto rilancio abbiamo speso 80 miliardi tra una cosa e l'altra, se io voglio evitare che il debito pubblico esploda, una parte dei soldi che mi arrivano dall'Europa li utilizzerò per giustificare o per recuperare quelle spese. Quindi è tutto da vedere come vengono usati, primo, secondo, come possono essere usati, anche perché manca un passaggio in Parlamento, insomma non è chiuso. L'unico elemento su cui dobbiamo essere d'accordo è che dal punto di vista, da un lato, della cifra stanziata e dall'altro del principio stabilito, nel senso che per la prima volta, mentre nella parte dei prestiti si può dire che insomma ci sono precedenti di questo tipo, ma per quanto riguarda i soldi a fondo perduto, per la prima volta di fatto parliamo di un'emissione di debito comune da parte dell'Unione Europea, che per un paese super indebitato come il nostro è una notizia straordinaria, per tutti straordinaria tranne che per Salvini evidentemente, nel senso che l'abbiamo letto oggi, perfino la Meloni ha dovuto riconoscere che è stato un risultato importante. Dopodiché, al di là del risultato importante di oggi, la questione è come e quando questi soldi arrivano, perché non possiamo pensare che arrivino fra 6 mesi, perché il rischio è che se vogliamo darli alle imprese non troviamo più le imprese a cui darli, perché nel frattempo tante saranno fallite. Lei chiedeva dove investirli, per me due elementi cruciali: uno è sicuramente la sanità, nel senso che abbiamo visto quanto la sanità ha bisogno di soldi freschi, dagli ospedali alle case di riposo, alla medicina di territorio, e quindi se non dovessero arrivare dal MES, almeno che impieghiamo questi su questo fronte. E l'altro grande fronte è le scuole e gli investimenti pubblici, nel senso che se sono arrivati tanti soldi, se arrivano tanti soldi, questi soldi devono essere l'occasione per fare non, diciamo così, elargizioni a pioggia che fra un anno non ci ricorderemo più, ma una grande operazione infrastrutturale sul paese e sugli edifici del paese.